Firenze che non ti aspetti, il Bisonte risorge improvvisamente e mette fine ad un periodo buio ed anche alla serie positiva di Chieri che si blocca dunque dopo 5 vittorie consecutive, 3-1 per la squadra di Mencarelli, il risultato finale. Una prestazione positiva completa per le toscane, mentre mancata continuità in quella di Bregoli, che è stata anche molto più fallosa del solito. Tra l'altro l'incontro è anche iniziato bene per le piemontesi, che si sono imposte nel primo set 25-23, un parziale equilibrato nel punteggio ma che ha visto sempre le collinari avanti, grazie anche a una Grobelna in versione bomber. Il finale però è un vero e proprio thriller, perché sul punteggio di 21-24 c'è una reazione delle padrone di casa che annullano 2 set point, ma è Cambi a vanificare il tentativo di rimonta sbagliando il servizio decisivo. Nel secondo ritroviamo ancora la Reale Mutuo avanti fino a raggiungere il 15-11 ed è lì però che c'è una prima svolta inaspettata. Il Bisonte mette a segno un break di 6 punti con Guerra, Nuacalor e Ogoms sugli scudi. Pareggio e sorpasso dunque, ma di Enueonu che scaglia un diagonale forte dal posto 4, il punto del 25-20 che chiude il set a favore di Firenze. Chieri accusa il colpo e sbaglia tanto, nel terzo si ritrova sotto 13-5 prima di accennare una reazione o un recupero, ma è Grobelna a non sfruttare l'occasione per il 18 pari, mettendo out un attacco ampiamente alla sua portata. Il Bisonte ringrazia per l'errore e allunga. Guerra con un murone sbarra la strada alla stessa Grobelna per il 25-21. La gara si chiude al quarto, la formazione fiorentina vola sulle ali dell'entusiasmo e trova una Ogoms in serata più che positiva. Diversi punti per la canadese, così come per Guerra e Nuacalor. Dall'altra parte Grobelna e in parte Villani provano a trascinare le proprie compagne e dal 23 pari in avanti si combatte punto a punto. La parola fine al match la mette Cambi, che di professione farebbe la palleggiatrice, ma che ha passato la serata a sorprendere l'avversario con i suoi secondi tocchi, 8 punti complessivi per lei. Uno di questi determina il 26-24 finale e il ritorno alla vittoria della propria squadra dopo lungo tempo. Per Chieri una sconfitta che possiamo definire indolore, perché il quarto posto in classifica resta e Scandicci, che insegue, è ancora a distanza di sicurezza. Migliore marcatrice dell'incontro, Grobelna di Chieri con 26 punti, mentre per il Bisonte spicca in fase realizzativa Nuacalor con 21.